Non farsi ingannare dalla posizione in classifica, Milano non vuole sottovalutare nessuno, nemmeno l'Epicasa Brindisi che ha solo 4 vittorie in questa stagione contro una e 7 Emporio Armani. Pronto all'aiuto Baie, fuori per Melli, arresto il tiro in sospensione, un tiro libero. Acrobazia poi di Snid, pallone spazzato via sul ferro, Tonut dall'altra parte, poi sotto mano sbaglia, arriva con Shields a correggere in tap-in dopo l'errore di Tonut. 3,5 per chiudere il primo quarto, Snid riceve e poi va in sottomano a trovare il punto numero 8. La Quintana prende il pallone, Eurostep per lui, poi ancora la Quintana va nella confusione, ma Brindisi recupera un altro pallone, Laceschi di sinistro, time out inevitabilmente richiesto da Ettore Messina. Arriva Bartley, si alza per il primo tiro della sua partita. Flaccadori per Hall, quindi Heinz schiacciata a terra per Mirotic. Grande giocata sull'asse Heinz, Mirotic. Fuori pallone per Bortolani che parte, prova ad andare fino in fondo, scarica per Heinz. Cosa ha fatto Kyle Heinz? In mezzo secondo è riuscito a prendere i palloni e a servire Mirotic. Melli recupera il pallone e spinge. Ferma Shields nell'angolo per Bortolani, si ferma, arresta il tiro Bortolani. Perfetta l'esecuzione per Giordano Bortolani. Bortolani, cambio di mano, Ricci arriva per il tiro in sospensione. Impeccabile Pippo Ricci, una delle sue specialità. Laceschi prova a rispondere da 3, non sbaglia Laceschi. Si alza direttamente Napier, tiro da 3 per il più 9. Dall'altra parte Hall, adesso Milano comincia a premere sull'acceleratore. Baie dall'altra parte in semigancio, ottimamente giocato contro Janez Voigtman. Lacevski si alza per il tiro da 3, Nate Lacevski, un ottimo tiratore da oltre l'arco, 10° per lui. Tonut per Flaccadori ancora, parte Onello, prova a partire di mano sinistra, Mirotic per il canestro da 3. Sale Heinz, taglia Mirotic, c'è solo Tonut, rigore per Tonut e non sbaglia. Bartley attaccato da Flaccadori, il taglio di Snid, prova ad andare verso il fondo, Snid! Pazzesco canestro di Xavier Snid con tanto di fallo. E quindi l'alzata per l'alley-oop di Johannes Voigtman. Prova ad attaccare Napier, Xavier Snid, poi va fino in fondo, Napier è bravo a sporcargli il pallone, Baie poi tiro non facile, Baie riesce a recuperare il pallone, ci riprova e stavolta segna. Parte Shields proprio su Senglin, fuori ancora per Voigtman che finta il tiro, poi prova ad andare fino in fondo, Eurostep in qualche modo per lui. Ricci, prisma su di lui, quindi Caruso, ancora Shields, 7 secondi per Milano, il pallone per Caruso che fa saltare, Bartley va ad appoggiare da sotto. Ci prova Bartley, sbaglia, arriva il tap-in di Snid per chiudere in bellezza sulla 69-55 il risultato finale. Milano batte Brindisi, la stretta di mano tra Sciacota ed Ettore Messina. L'importante era vincere i 2 punti e poi secondo me abbiamo avuto anche un paio di momenti belli, dai, non è essere così critico. No, però è importante vincere queste partite in casa, soprattutto dopo una partita molto dispendiosa come quella del Reale e anche prima di una settimana importante come quella della Coppa Italia. Quindi bene
così, è stata una settimana importante per noi, positiva, e cerchiamo di averne altre.